Ragazzi, prima di cominciare ci tenevo a precisare che il microfono purtroppo ha registrato male, quindi l'audio non sarà perfetto, però si sentirà lo stesso. Oltre a questo volevo ringraziare tutti voi per i 10.000 iscritti, vi mando un bacio fortissimo raga, vi voglio bene, e per quelli che non sono ancora iscritti iscrivetevi adesso perché vorrei raggiungere il più velocemente possibile i 15.000 iscritti, quindi iscrivetevi e proviamo a raggiungere per questa nuova parodia su Carmen i 200 like. Confido in voi, lasciate un like già da adesso, condividete il video su Facebook, ringrazio sempre Pompeo, Vale e Carmen che mi danno l'opportunità di fare le parodie e niente, godetevela e un bacio. Vamonos! Maru e io siamo a CSI, non siamo in un video musicale, perché con tutte queste macchie sembrano macchie di sangue, stanno in coppa a una scena del crimine. Carmen, allora io ti dico solo che fa freddo. Io al posto tuo mi mettessi una cosa più pesante in culo e mi allontanerei dall'acqua. No, perché se ti bagni, già che sei vestito leggero, ti bagni, poi tu richi, ti fotte una bronchite. Proprio perché io sei buono che hai sbagliato, io mi mettessi una cosa in culo e mi allontanassi dall'acqua. Confondo il sesso con l'amore, ma che sana sensazione dentro me. Te lo dico io, sta strana sensazione in da te è la febbre che ti sta salendo. Come succede? Ti sta fottendo una bronchite, ecco che ti succede. Udendo ancora in te pensiera. Chi stiamo male di capo? Sono tutti sintomi, Carmen, sono tutti sintomi, ti stai ammalando. Che lo scemo, come ha fatto solo male. Mo non diamo la colpa agli altri, sei tu che non ti sei vestita pesante e si aiuta in coppa a spiaggia. Mo non diamo la colpa a chi lo scemo che non sa chi è. Non siamo nati, ma ci facciamo ancora, senza ci fa capire. Sto male dentro. È arrivato, 40 di freddo, io lo sapevo. Facceresti sentimento, se non tormento, ma stai sempre in la mente. Ritorniamo male di capo, che se c'è raffreddore, sinusite, febbre, bronchite, broncopolmonite. Per colpa tua. Vedi Carmen, prendi esempio, almeno lui si è messo il cappotto. Cioè, io ti consigliavo pure un cappello, pure la crema solare. Perché per il sole pare debole, ma se non ci sono tanti capelli, in questo caso, ok, la crema solare serve, te lo dico, Pompeo, te lo dico. Oh, voglio bene, ma non so chiamarlo. Ma io mo chiamo a Vale Vale, mo chiamo a Valentina e Ciurico, che Pompeo a tradisce, il Ciurico no. Contenta nata sera, a chi lo casa crede è più importante te. Mamma che acuto che ci ha mollato, mi è piaciuto troppo. Bello, mi è piaciuto veramente, voglio, sorprendente. Allora, amore, lo vedi quel vestito in quella vetrina? Lo vedi? Allora, se ti comporti bene e se fai la brava, domani sera te lo porto a vedere di nuovo, va bene? Però devi fare la brava, eh? Ma vir come si è combinata? C'ha via ritmi della crema solare. Oh, voglio bene, ma non so chiamarlo amore. Sei solo tu, oh padrone. Almeno mo so più abbronzata. Chi su cuore, un SOS amore mio. Sono fuori casa tua, io penso a te. Ma io una cosa voglio capisci? No vabbè raga, sta cosa mi ha fatto morire. In tutto il video, in pratica, sto poverello, cioè, non ha fatto niente, è rimasto solo appeso. Poverino, io voglio capire l'utilità, poverino, di questo ragazzo nel video. Yeah. Guardate quanto è bellino.
Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, arriviamo a 200 mi piace. Grazie mille per i 10.000 iscritti. Se vi ha fatto ridere scrivetelo nei commenti. Se vi ha fatto schifo scrivete che vi ha fatto ridere nei commenti, così non sarò triste. Da vedere tutti i video, un bacione, un salutone, stay fighters, and never back down.